Si chiama Un missionario ed è in un atto. È scritta da Monsignor Francesco Pennisi, che è stato un vescovo di Sicilia. Dopo Luigi Pirandello e Martoglio è stato l'autore che più di tutti ha scritto in lingua siciliana. Le sue commedie, gli scherzi e le farse avevano lo scopo di divertire i seminaristi del seminario di Catania, di cui era rettore, e distrarli dalle ristrettezze che la guerra costringeva a vivere negli anni 40 e 50 del Novecento. Monsignor Pennisi era solito ripetere la frase attribuita a San Filippo Neri, ovvero scrupoli e malinconie lontani da casa mia, e coglieva ogni occasione, ogni pretesto per suscitare nei suoi interlocutori una sana risata e far dimenticare le malinconie che spesso fanno da sottofondo alla vita di ognuno. Allora l'obiettivo che i giovanissimi e i giovani della parrocchia, che stasera sono alla loro prima esperienza, l'obiettivo che vogliono raggiungere è proprio questo, cioè farvi sorridere e divertire e farvi dimenticare, qualora ci fossero, i cattivi pensieri che non mancano a nessuno. Allora vi auguro una buona visione, buon divertimento e vi prego di spegnere i cellulari così non disturbiamo i ragazzi. Grazie.